Ovviamente, una grafia di riferimento per i sogni, perché da noi altri sogni la piemontese e i sogni la zenese. Ogni due scriveva con breva cercando focosa, da rendere più che poteva usare le parole. Ma non si può niente fare perché aiuta dei sogni che anche gli italiani sono neti. Dunque, io posso fare tutto quel che voglio, devo mettere più accenti, d'artifici che alla fine è sempre un'interpretazione del parlo. Se io parlo, io devo imparare a parlare, cioè se voglio scrivere veramente, perché parlare la so più qualche paese. E io con il paese, se voglio imparare a parlare, se può un po', viene da fare. Ancora scrittura, un po' niente imparare. L'altro punto là che mi è posto la domanda di, ma scrive, a cosa serve? Perché una lingua esiste parlando, da 3.000 anni, 4.000, quanto là, lui sa quanti anni che la gente parla. E le lingue sono da sempre. E non ho mai avuto di essere scritte. Sono state anche scritte, ma io ancora di lingue che viene parlare che sono mai state scritte. Allora mi sono detto, ma in una situazione come la nostra, andare a rischiare sparire, bisogna essere trovati una via per poter scrivere a modo da inversare un sistema logico di lettura dell'individuo che quando ti scrivi fonetico e chi l'andà a me è rotto. Sì, con ansia. Io sto bello al paese, non con ansia. Questa è una scrittura che potete trovare in una rivista dal nostro corpo. Il processo mentale è qua, che anche chi che del paese deve leggere ogni lettera da balalè, metti insieme, sentila su un'altra tasta, capisce che vuol dire e poi lo capisce. Invece mi avevo sostituito il modo di scrivere chi, ancora scrive che io con quel vega, su una mente in analfabeta, o capisce se vuol dire. Dunque, quando poi il poeta del mio paese scrive un libro, no? Qualche cosa o imparare a capire che lo scrive, non per pronunciare le parole giuste. Beh, io che voglio anche imparare dovrò scrivere, ma che fumo con l'inglese, con il francese o con il tedesco. Allora, quindi che l'ho già detto prima, noi altri siamo anche un cantone linguistico che a Cavò. Una nel piemontese, nel lombardo e nel zeneso. Bene, allora si è posto l'obiettivo è una grafia unitaria che faccia da supporto, basò e fondò questa etimologia per lasciar capire parole a prima vista e quindi do questa possibilità che colleghi. Ratuca la buchi, dite qualche facciamo entrambe vite, la sviluppò in ortografia a supporto unitaria, che tiene conto che il nostro parlò, appunto in parlò gol romà di ponenti per l'intisulò l'urbosco, realizzò una grammatica in dizionario sua di dialetti, realizzò libri per iscrivere da poter rubare tutti i comuni del nostro cantone. Chi era la catena per dire Polo Bosco, no? Lì la Liguria è un tocco il Piemonte Bosco, che però l'ha automunfro, la Piemonte Bosco no, automunfro. E un russo l'urbosca vera e propria, la vallata dell'Urba con i suoi affluenti. Un giorno la tutta ragione che per me l'ho in affinità parlò anche l'urbosca. Che la tutta ragione a cavò di brichi partendo da Uscrivia, l'Urba, Burmia, Tani, fino a Ormea con fede di Occitani. Beh, io do tante definizioni l'urbosco, naturalmente da qualche campione più tanto perché parlò della nostra vallata che è l'ampo centrale. Poi speciamo parlò do perché anche il nostro cantone è una caratteristica che era tonica a pronuncia in certe condizioni si pronuncia o duanta. Oppure possiamo parlare dalle ramo, se in termini storici perché da Rapiaina e Bricchi era il marchesotto del Monfrò, oppure varietà dell'anficantò ligure piemontese del ponente della lingua romana golpadaina. Definisce che tiene appunto della finità del nostro parlò, a cui parlò dei cantoni useni.
Da andare a coprire il bosco, che fu una riassunto, ovviamente in linea dritta da un latino, non entra ma che dice antischiore che sono conosciuti l'italiano. Una psita caratteristica che caratterizza proprio il parlò nostro là, in slittamento di vocali che praticamente è una rotazione da sinistra a dritta, per cui passando dalla piramide A, tonico, arba, arbò, arbi, us dice orbi, orbi, us dice orbi, lovo, us dice luvo, era Eduarda, erba, si dice arba, perché arabo, schio da loro, era in carea, secco, us dice secco, cioè, qui ha tutto una rotazione. Qua in generale vanno copianati, per cui per esempio rast ha smantenato otuna o tuna, per cui fasta, stessa fasta, colletto, stessa culetto, culato, stessa chirota, perché era uvo in giù, era il venti circo. Allora, da Succhino mi sono dato un metodo per poter scrivere e riassumendo io cerco di solito i problemi che veniva fuori perché prima di tutto usare i grafemi, allora dopo io mi dico che assuma in una lingua gol padana, cioè se tu rumà il punento e trovò per dire i simboli dell'italiano, i simboli che sono comuni in cui si parla quindi mio CH lo sostituì anche U, drubò Ragei, Ragei lo anche drubò per signora palatizzazione dopo a consonanti. Dopo che entra nella nostra zona, essendo Liguri piemontesi, se ne di una fiume da me, però poi penso in tre valori di sciume. Allora mi scrivo fiume che a vista io capisco se è fiume, però in zenesu sull'eso le sciume. O almeno quei travalò da notte, perché lei so che il fiume da sopporto disapparecchia. Poi se spianò tutte le contraddizioni, perché praticamente quando io cerco di soluzione, contropartire fosse di difficoltà, perché se per esempio io scrivo a U per scrivere a U, aspetto lì, l'antlambroio per dannarsi a U normale, allora mi seleziono a U, Rao a Centoia, Buonansi. Poi l'evoluzione del parlò lo portò anche a difficoltà anche lì, perché a un certo punto da zona a zona. Ma fuori un'altra è una fortuna, perché inventando il modo di scrivere poi modernizzò senza troppi problemi. Allora, partendo dai scrittori padani dell'Usento, tipo Oliviero Lombardo, doveva già di simboli che trovo anche me, se ancora cediglia, per nuto S, danasi A o U, BL, PL, CL in mantena, mi invece trovo quel sistema ancora J, o droba ra X, Brasil, o droba di Tunghi UE, o e via discorrendo. Però potrei anche decidere tranquillamente, trovò i vocali per i due puntegni insieme, per indicare tutte quelle nostre cucine che non sono niente all'italiano. Però sono giustificati culturalmente, perché in fondo la nostra evoluzione che parlò, lo sta molto agli occhi alle lingue armene. Quindi, è stato un principio, non deve essere troppo ma che posso di sapere un cui due puntegni poi smerca aveva scrivere tedesco, no, noi altri siamo quasi tedeschi perché il Longobardia del mio paese io so tutti i nomi di boschi, di cose, quindi noi altri siamo forse discendenti con l'armuscio, celti, longobardi e più che in Ambre che a un certo punto hanno parola te e l'hanno pronunciato alla sua maniera. Dopodiché arriviamo alla morfologia, tanto che certe parole fanno un po' ma anche il francese, che per dire francese si dice parler, però si scrive parler e parler.
i da torna il vestì, cioè le parole vero sono vestì. Allora mi per esempio Caveriò diciamo parlò, però scrivo parlar sla infinito e parlat sla participi. Dopodiché arriviamo al condizionamento ideografico, cioè in una lingua abbiamo molti omonimi, però quando io parlo, anche nel contesto del parlo, io capisco se sto dicendo, però ho scritto, non mi piace niente avere di situazioni omografi che hanno la stessa origine, per cui se qui con la tabella lì, capirò anche in significato, abbiamo 5 significati diversi, quindi sarò a Caveriò di 5 cose diverse. Allora, all'uomo sbrugliò, dando ancora l'etimologia, salat, serrat, salar, serrar, sarà. Che poi io consando il codice, non so se poteva leggere. Andando a vedere il metodo che io mi sviluppo in metodo, in una tabella che è dopo. Questa tabella qui, io ho a sinistra i simboli che si leggono diversi, no? Dall'italiano normalmente, o che hanno di particolarità i gruppi, ho gli esempi, ho il significato, e poi per prima indicazione io mi sono messo pronuncia entre l'alta volle, entre valore da nord e entre valore da un bosco. Perché ho la differenza da lì. E assolutamente vabbè, io in questi vecchi, io ho mai leso i simboli IPA, ma quando sono barbari i simboli IPA non li conosce niente. Allora, bisogna spiegare se che vorrà dire. Andiamo avanti. E sta là in esempio per una consonante, la C, andando che funziona, che sia da nascerare o la U, da nascerare I, o insomma in certi gruppi, cui ha la parola esempio scritta urbosco, cioè quella qui canva, voca, soco, poi ha il senso, e poi ha Caveriò, Campuo, Noique, Neve, Biriusa, Silva, che sono tutti paesi del cantone, andando che io mi sono ma che il pronuncia lui. Però l'obiettivo naturalmente poi li scrivere della stessa maniera, poi ognuno un po' ma poteva leggere. In questo libro qui, per esempio, in fondo il y a tutte ma così dice, vocali, consonanti, i gruppi, indicoi con tutti la casistica. Alla fine della frola, chi claclon cancò, udventa quel chi claclon cancò, però all'uomo vestì in maniera che si capisce che è una lingua, è una netta finlandese, ma che assume il gruppo romano del Punento, anche in estetica che è un po' meglio che quella da Sima, a mio modo di vedere. Dove recupero chi allora come più sbalta, io faccio delle comparazioni, no? Praticamente il tasto in zenesu, scritto in zenesu di una certa epoca, l'ho fatto tradurre Beppe, in piemontese, io lo faccio a Caveriò, e allora scritto chi in Caveriò c'è una scrittura classica, e in piemontese classica in zenesu. E curui, sa che vorrà dire, ugiano e parole che in piemontese fa dire a stiarì o insomma a capire a prima vista. Il verdo, le sue parole che in zenesu fa dire, e il blu, quale che fa dire io di Caveriò. Ho svega subito un numero di tabella dopo, che è stata lesbica, se noi abitiamo una vita. La tabella dopo, assieme a 30 parole, svega che in piemontese fa dire capire dell'urbosco, sese, e se do zenesu, in zenesu fa dire capire 12, insieme a 30 e 2 di parlo Caveriò, dell'urbosco Caveriò, e magari lo ripeto, zenesu scrittura traduzione, piemonteso, qual Caveriò capisce niente 4 do zenesu, 3 di vabbè. Comunque, in linea di principio su chi l'ha per foveghe che chi il Caveriò che il maso di due o capisce meglio tutti due e anche la scrittura classica ha una percentuale di compressione del 50-40%. Allora lo mascriccia un urbosco dopo. E poi anche di Calembur, insomma, per esempio Zenesu a parte
che la sia maschile femminile, mui che si casaccia, o può essere sia mulino che mattoni, che anche beh, io devo tribulare un po' per capire che voleva dire frase, perché alla fine il senso per io capire che voleva dire mattoni. In piemontese la singolare plurale, cioè che già singolare plurale, cavirio antra vuol dire sia tra che anta della finestra. Non anzi, chi lo spiccia nel bosco, dice che il giorno è verde diventa meno, cioè lo migliore era l'omogeneità. Non anzi, è un fatto che l'altra comprensione la meglio, vogliamo che più un 23%, 16% cose difficili e quei caviglioni ovviamente sono sempre più bassi. A domanarsi che io faccio in un'altra tabella che l'urbosco che scrivo mia, allora ancora modificato in cincinè, niente appunto che io ho sempre pensato al mio orto, niente al senesio e al piemontese. Allora modificato in cincinè, su mandato a Nancy, praticamente ti resta a mo' per parole diverse, cioè andando che piemontese, senesio e gli altri, in affari concreto diciamo diversamente. Che però secondo me l'hanno difficoltà superabile perché la giornata spesso in dizionario della zona all'Argoia, hanno dizionario ma che fa qua velocità, che andrete ci butti 3 parole, 4 parole e poi ognuno trova quella che gli viene più comoda, secondo il suo punto di partenza. Anzi, vabbè che io lo so dico, alla fine praticamente io ti una tabella che spiega che i simboli che trovo hanno una lettura diversa di 3 diversi cantoni. Dopo ancora, in conclusione, potremmo dire che in una scrittura che è come fondamento, i grafemi che tengono conto dell'etimologia delle parole delle nostre parole al cantone romano e ponente, la sa per un grado di uniformità che risolve l'altra comprensione scritta e le differenze per nuance di lingue di cantoni usini. Alla fine di fine scrivo qui una meditazione di Franco Provençal Alain Favre che si la guardò e la capì, ma se la sentì lese dagli occhi di lui, non capì niente, non capì. E questa è una dimostrazione che lei lo scritto di libri pareggio, che così anche me, che stavo a Caveriò, a Sibrichi, taglio fuori dal mondo. Se invece lo scriveva, ma che scrive poi del suo paese, non li capiva nessuno. Quindi, e alla fine dice, poi che naturalmente sulla la definitiva, dice che il y a anche per la pratica che non podrà fare i problemi e le difficoltà che restano sul passaggio. Dice poi ancora pratica, il suo passaggio a dire che questo non entra in punto d'arrivo, ma la partenza. Cioè, per dire che può fare qualcosa netta, uguale, ma almeno abbastanza uniforme. Boh.